grande evento a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta nel Padovano, con rievocazioni storiche, dibattiti, concerti, attività didattiche, mostre ed esposizioni itineranti. È in questo modo che la Regione Veneto ha voluto concludere i 5 anni di intensa attività di commemorazione della Grande Guerra. Abbiamo avuto un riscontro incredibile, le attività sono state tante, diffuse su tutto il territorio regionale, caratterizzate da interventi infrastrutturali sui nostri sacrari, sulle linee di combattimento, su quelle che sono state le linee del fronte, monumenti, luoghi della memoria, la possibilità anche di dare un'offerta museale coordinata, che sia appunto coordinata anche con dei percorsi turistici, perché c'è anche un grande desiderio di conoscenza da parte delle nuove generazioni, e non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, quindi la possibilità di far sì che questa pagina dolorosa della storia, che ancora oggi è così profondamente viva nel cuore dei nostri cittadini veneti, rappresenti anche un momento di partenza e di sguardo verso il futuro. Abbiamo avuto una partecipazione incredibile da parte del mondo dei rappresentanti delle varie armi, dal punto di vista di tutte le istituzioni, dal mondo del volontariato, dai rappresentanti del mondo culturale. Questo ci dà il segno di appunto come sia ancora vivo il ricordo e di come i valori fondanti e quella che è l'eredità di questa tragedia siano valori ancora oggi condivisi e quelli che ci permettono di guardare con fiducia al futuro, sia nell'ambito del nostro territorio ma soprattutto in una dimensione più ampia, che direi nazionale ed europea. Siamo quindi molto contenti del lavoro che è stato fatto e siamo certi che è solo la base di partenza per poter continuare a raccontare una storia che sarà la storia del futuro. Al mattino i protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole del Veneto, che hanno partecipato alla premiazione del concorso Il Milite non più ignoto, iniziativa che durante l'anno scolastico ha permesso a diverse classi di approfondire gli eventi storici alla base del primo conflitto mondiale e di ricordare la storia di tante persone che hanno combattuto durante la guerra. In questi anni abbiamo cercato di far conoscere, per ciascun anno dando un tema, la storia della Prima Guerra Mondiale, che è una storia tutta nostra, perché si è combattuta qui, perché l'unità d'Italia è stata fatta in Veneto, perché anche nel linguaggio sono entrate delle parole. La disfatta di Caporetto segna una grande sconfitta, così come la linea del Piave dice che è un punto invalicabile. Insomma, è una storia che è tutta presente, vicina perché i luoghi sono questi, vicina perché è entrata nella nostra cultura, perché è stato il più grande sacrificio che ha dato poi una bandiera, un inno, una patria ad un popolo. Ecco, i nostri ragazzi sono poi delle spugne e grazie a questi insegnanti straordinari che li hanno accompagnati abbiamo veramente visto degli elaborati nei concorsi che abbiamo fatto bellissimi. Accompagnati dai loro docenti, questi studenti hanno studiato il conflitto con percorsi multidisciplinari. Non è solo la storia, non solo la letteratura, magari con i grandi poeti, ma come abbiamo sentito hanno coinvolto la matematica, le scienze, l'orientamento, la geografia, l'educazione civica. Quindi è multidisciplinarietà, direbbero i tecnici. Io ci dico il cuore, perché penso che questo progetto ha trovato grande rispondenza. E la cosa che mi è piaciuta, che abbiamo sottolineato, sono stati i gemellaggi, Italia su Italia vorrei dire, perché facciamo gemellaggi con tutto il mondo, ma alle volte dimentichiamo la nostra identità. E allora la scuola di Brescia con la scuola di Liedolo, la scuola di Venezia con quella della Campania, di Napoli, proprio perché è intitolata una medaglia d'oro, sono solo alcuni esempi di come si può fare. Far riflettere i più piccoli sulla guerra significa anche parlare di pace e assicurarsi che il ricordo di ciò che è successo venga tramandato. Si tratta di un aspetto culturale e identitario fondamentale, si tratta di un momento anche celebrativo di un concetto di pace che è una pace partecipata, non retorica, ovvero quello che rappresenta il sacrificio di tanti giovani di un secolo fa, che oggi rappresenta un impegno per i giovani di oggi.